Bentrovati e bentrovati a Noi Chiesa. Domenica la parrocchia di Santa Margherita di Fossalupara a Sestri Levante ha celebrato la festa della Madonna della Salute. La messa è stata presieduta dal vescovo di Chiavari, Gianpio De Vasini, un momento di riunione e riflessione per una comunità frammentata sul territorio. Vediamo. Devozione e comunità sono i caratteri della festa della Madonna della Salute, celebrata ogni anno dalla parrocchia di Santa Margherita di Fossalupara, Sestri Levante, un'occasione per riunirsi e rinnovare il legame mariano, ma anche per riflettere insieme sul senso di comunità e condivisione. Nell'omelia, il vescovo di Chiavari, Gianpio De Vasini, ha sottolineato, partendo dalle parole del Vangelo, il valore dell'umiltà, del mettersi al servizio degli altri, in opposizione alla superbia e al desiderio di occupare i primi posti. Non dobbiamo purificarci per essere degni di stare con Gesù. È lo stare con Gesù che ci purifica. L'ostacolo alla salvezza non è il peccato. L'ostacolo alla salvezza è presumersi giusti. Questa presunzione ci impedisce di entrare in comunione con Dio e con i fratelli. Chiediamo allora allo Spirito Santo che ci aiuti ad essere miti, che ci aiuti ad essere umili, che ci aiuti a non cadere nella superbia. Per la parrocchia di Santa Margherita di Fossalupara, la festa della Madonna della Salute racchiude diversi momenti. Oltre alle manifestazioni religiose, vengono organizzate iniziative di svago, come la tombolata e la cena sotto le stelle, che permettono ad una comunità frammentata sul territorio di riunirsi e festeggiare insieme. È la festa patronale, quindi è un momento in cui ci si ritrovano, tutte le persone, e è un momento di festa, un momento anche, di serenità e di accoglienza, per tutti noi. Domenica 7 settembre Teleradio Pace trasmetterà in diretta la celebrazione della messa dalla chiesa di Santa Croce a Moneglia. A partire dalle 11 la celebrazione è presieduta dal parroco Don Stefano Giupponi su Teleradio Pace 1 al canale 12. La comunità si sta preparando alla festa della Santa Croce che sarà celebrata poi domenica 14 settembre. Facciamo un passo indietro perché domenica scorsa invece la nostra emittente era a Ponto di Dinè, dove la parrocchia ha celebrato la festa della Madonna Addolorata. Ascoltiamo le interviste di Roberto Costa. Il vostro impegno in parrocchia? Allora io diciamo che ero parrocchiana, sono nata qua, però sono 20 anni che sono a San Salvatore, però le radici sono rimaste qua, quindi quando si può si aiuta, soprattutto quando ci sono le feste, si cerca siamo una piccola comunità, quindi di fare del nostro meglio per tenere ancora viva la tradizione dei nostri vecchi. Qua c'è l'aspetto musicale, cantoria, organista. Esattamente, io suono in parrocchia da ormai più di 20 anni, soprattutto per le feste principali, ma cerchiamo di tenere viva anche la celebrazione della domenica ordinaria. E quando si può, tra gli impegni lavorativi, gli impegni dei figli, eccetera, eccetera, partecipiamo volentieri, per tenere viva la parrocchia. Ma siete bravissimi, avete cantato bene e anche la bella musica. Insomma. No, due complimenti non dispiacciono, però dai, si può sempre fare meglio. Invece la vita da mamme? È impegnativa, soprattutto in questi ultimi periodi c'è da fare. Poi lei li ha più piccoli, i miei ormai sono grandi, però nel mondo in cui ci troviamo adesso c'è tanti pensieri, però si fa del nostro meglio. Lei è di Pontori, è nato a Pontori. Sì, nato a Pontori. E io ci sono sempre venuto perché mi sembra che la Chiesa sia la prima, oltre alla fede, e aver portato avanti delle regole di vita meravigliose.
Come sono stati questi 90 anni qua a Pontori? Abbastanza bene, guarda, nel lavoro, nella famiglia. Ecco, lei di lavoro cosa faceva? E io ho lavorato in miniera e alla Lames e fatto il contadino quasi tutta la vita. Adesso avrà dei figli, dei nipoti. Sono 2 figlie e 4 nipoti. Mi ringrazio. Allora l'impegno non manca, eh? No, quello no. Speriamo che portino avanti anche loro la fede che ci hanno insegnato i vecchi. Com'è la vita a Pontori? La vita a Pontori diventa un po' difficile come da tutte le parti, penso. Cioè io sarò, perché ho già un po' di anni, la vedo un po' più difficoltosa. Ci sono persone brave che lavorano, che però hanno difficoltà in tanti modi, perché tanto siamo attorniati dagli animali, che magari visitano le nostre piane, tirano via quello che coltivano i contadini, e quindi le cose sono sciupate, perché l'altra sera prima di andare a letto c'era mio figlio che ha sentito muoversi delle cose, infatti giù nell'orto, ma non avevamo messo niente, però hanno frugato, sembravano minatori, come quelli che andavano a gamba tesa. Lei ha fatto la maestra tutta la vita? Io ho fatto la maestra volentieri tutta la vita, ma proprio volentieri. Ma com'è stata la vita da maestra? Bellissima. È stato il mio sogno di tutta la vita. Oramai sono in pensione, vabbè. Ho continuato a rendermi utile perché ho capito che la vita, anche se siamo un po' vecchiotti, perché lo siamo, bisogna viverla, non prenderla così, come ha detto giustamente, che ha detto che la Madonna è un segno che ci aiuta, che ci insegna anche solamente anche guardandola, no? E quindi ho fatto delle cose belle anche per gli altri, che poi mi sono sentita ancora utile, ecco. Fra un anno e qualcosa posso fare 60 anni di matrimonio qua sopra. Ti eri sposato proprio qua? È qua. E mia mamma mi ha accompagnato qua. E il papà della mia moglie ha accompagnato mia moglie. Abbiamo portato tante croci, dato che siamo su un piazzale. Ne abbiamo... Allora questo è il posto più bello per te? Per me è un nostalgico. 60 anni fa, quando è che si festeggia? È 30 aprile, fra un anno e mezzo. Allora bisogna festeggiare. Se ci arrivo, te lo garantisco che ci sarò. Ci sarò, avrò le mie emozioni, perché la mia emozione mi fa piangere. Un rappresentante del comune di qua di Pontori? Sì, sono stato eletto un anno e mezzo fa e la nostra sfida è tenere accese queste località che magari sono poco raggiungibili, ma devono esserlo di più, e questo è il nostro obiettivo dal punto di vista del comune. Dal punto di vista personale anch'io sono stato adottato dalla comunità di Pontori ormai 15 anni fa. Anch'io su questo piazzale ho celebrato il mio matrimonio e ci sta bene a Pontori. Hai sempre abitato qua dopo i matrimoni? Sì, sempre qua. Perché poi arrivare insomma, giù a Chiavari non ci vuole tanto. No, è una questione di abitudine, anche la strada è una questione di abitudine, è un po' per chi non la pratica tutti i giorni è un po' stretta, ma stiamo cercando di fare il nostro meglio. Bene, allora buon proseguimento e buona festa dalla Madonna della Dolorata. E in questi giorni anche il Comune di Enea ha festeggiato la festa di Nostra Signora della Guardia nella parrocchia di Reppia per ricordare il giorno in cui Maria appariva ad un contadino. Presente alle celebrazioni anche il Vescovo Giampio De Vasini, che sottolinea come un buon cristiano è colui che porta gioia. Ascoltiamo. Una
una festa di devozione e ritorno. Il cuore delle celebrazioni della festa della Madonna della Guardia è stato come ogni anno il 29 agosto in memoria dell'apparizione. Epicentro dei festeggiamenti religiosi il santuario di Nostra Signora della Guardia, ma sono stati tanti i comuni della Liguria che hanno onorato questo importante evento molto sentito da tutta la comunità cittadina genovese. Tra questi il comune di Ne, che nella chiesa di Sant'Apollinare di Reppia ha dato spazio al ricordo di Maria. Un momento di devozione autentica, dove mi pare che si veda e si apprezzi proprio questa cosa bella di un popolo che si raduna per venerare Maria. Le persone capaci di uno sguardo di fede aiuteranno gli altri a riscoprire o rinvigorire una parte bella nascosta in ogni essere umano, una parte bella con cui Dio vuole fare alleanza. La gioia cristiana si fonda sulla certezza di fede che se la sua parola verrà messa in pratica, il Signore opererà cose grandi. A riportare queste parole ai fedeli di Reppia è il vescovo Giampio De Vasini. Ecco la dimensione della gioia. Il cristiano è una persona gioiosa, è una persona che si mostra gioiosa, è una persona che rende gioiosi. Papa Francesco amava ripetere: un cristiano senza gioia è un cattivo cristiano. Una comunità che ha vissuto un momento significativo nel ricordo di Maria, della vicinanza e della vita vissuta. È una festa che si sente dalla gente molto sentita e quindi c'è un coinvolgimento proprio personale a questa devozione alla Madonna della Guardia che veramente è molto sentita, ma direi anche tutto l'anno, perché ogni tanto si sente parlare comunque nella prossimità della data, c'è fermento, c'è voglia di fare. C'è un legame particolare che lega lei a questa comunità, a Nostra Signora della Guardia, mi sembra di avere capito. Sì, c'è il ricordo di nostro figlio che a 20 anni è mancato e lui qui ha vissuto, crediamo, anzi sicuramente, il suo periodo migliore della sua vita. Lui a Reppia, per lui era forse addirittura la prima casa. Lui qui era veramente felice. In occasione della festa della Madonna della Cintura a Sesti Levante, nella zona di Loto, la comunità si è riunita per rendere omaggio a Maria. Una celebrazione molto sentita da tutto il paese che richiama a sé anche chi ormai non vive più in questa località. Un atto di fiducia nella Madonna che infonde da sempre amore. Sentiamo. Un segno di consolazione e amore. Ogni anno alla fine di agosto, ieri come oggi, si celebra la festa della Madonna della Cintura, uno degli eventi religiosi più sentiti in vari luoghi d'Italia, in modo particolare a Loto, piccola frazione di Sestri Levante. Una cintura simbolo di protezione, penitenza e legame con Dio e la comunità, quella che la Vergine Maria donò a Santa Monica, un evento narrato e celebrato anche grazie alla tradizione agostiniana. La festa infatti viene celebrata la prima domenica dopo il 28 agosto, in occasione della memoria di Sant'Agostino. Questa ritualità riveste un ruolo importante per la comunità, proprio perché è vista come momento di incontro, convivialità e riappropriazione delle bellezze del territorio. La giornata di festa è coronata da celebrazioni religiose, tra cui la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo e la processione con la statua della Madonna tra le vie del paese. Una fede profonda e costante, quella per la Madonna della Cintura, che vede ancora oggi rinnovarsi la festa ogni anno. Festeggiamo la festa della Madonna della Cintura, che viene festeggiata sempre dopo Sant'Agostino, o l'ultima domenica di agosto o la prima di settembre. La chiesa è molto antica, è del XVIII secolo, ma i primi rudimenti si sono avuti anche prima. Abbiamo avuto delle notizie di prima e la chiesa è intitolata però al Santo San Giacomo, e le feste che si vengono festeggiate sono anche San Giuseppe la terza domenica dopo Pasqua, San Giacomo il 25 di luglio, San Gaetano il 7 di agosto e poi la festa della Madonna. E la festa della Madonna, anche se è una patrona, diciamo, è molto sentita da tutti e anche e soprattutto da quelli che sono nati a Loto e sono andati ad abitare altrove.
visto che comunque negli anni scorsi, negli anni 70, il paese si è un po' spopolato. Prima c'erano circa 300-400 persone, anche di più, e la chiesa era molto, molto frequentata. Ora il problema è che si è un po' spopolato il paese e piano piano si sta ripopolando. Io ho 81 anni che la festeggio, è una festa molto sentita dal paese, è la più grossa festa del paese e io ho tanta fiducia della Madonna della Cintura, mi ha sempre aiutato, mi emoziono persino. Sono nato a Loto, però non ci abito, attualmente non ci abito, però tutti gli anni quando c'è la festa della Madonna della Cintura sono presente. È una festività che anche se non abitando più qua a Loto la seguo volentieri e sempre. Sì, cerchiamo di organizzare queste festicciole, diciamo così, oltre diciamo, per la festa in sé, ma anche per avere un momento di aggregazione anche della gente, del popolo e anche della gente di fuori del paese, in maniera tale da riuscire ad avere un buon gruzzoletto anche di offerte per la Chiesa, perché necessita di vari lavori importanti e perciò insomma cerchiamo di raccogliere più offerte possibili. Oggi ci troviamo a Loto, siamo stati invitati come confraternita a portare uno dei nostri crocifissi in occasione della festa della Madonna della Cintura. Siamo contenti di questo invito perché era tanti anni che non venivamo più qui a Loto. Penso sia un segno bello intanto quello di essere stati invitati e quello di aver accettato questo invito. Noi siamo vicini come parrocchia a quella di Loto e quindi abbiamo accolto con piacere questo invito. Penso che sia significativo, ecco, che la presenza del crocifisso anche in queste feste, perché ci rende anche più uniti sotto la sua immagine tra le varie comunità di Sestre Levante, e penso appunto sia un bel segno di comunione, di unità, di fratellanza in un periodo nel quale ci sono tanti segni di divisione, di conflitto. Avere, ecco, la possibilità anche sulle strade di questa piccola comunità di dare una piccola testimonianza ci pare bello e significativo. Sono 2 anni che continuiamo a cercare di proseguire quello che hanno fatto i nostri vecchi, che era tradizione festeggiare la festa della nostra Madonna, e quest'anno e l'anno scorso appunto cerchiamo di rallegrarlo con un po' di musica, tombole. Quest'anno c'è anche il Cristo e niente, anzi approfitterei per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, perché c'è un forte aiuto da tutti e questo è proprio quello che ci dà la forza di andare avanti. Quindi grazie a tutti e speriamo che un altro anno continuiamo così. Grazie. È il momento adesso degli appuntamenti, festa patronale nella Basilica di Santa Maria di Nazareth, siamo sempre a Sestri Levante, domenica mattina la messa solenne presieduta da Don Luciano Smirni alle ore 11, sempre domenica 7 settembre, ma alla sera ci sarà un concerto d'organo all'interno della rassegna Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria con l'organista Thomas Gavazzi. L'inizio è alle ore 21. Nella cappella di Villoneto a Camposasco, nel comune di San Colombano Certenoli, c'è la festa di San Fermo e San Rustico. Domenica 7 settembre alle 18, la messa presieduta da Don Stefano Traini, direttore della Caritas diocesana, al termine un aperitivo sul sagrato. Prima della festa, sabato alle 21, la messa prefestiva, mentre invece lunedì 8 settembre alle 18 la messa in suffragio dei defunti. Veniamo adesso alla Summer School of Philosophy, un evento che si è svolto in questi giorni in varie località del Tigullio per riflettere su vari temi legati alla figura del filosofo Nietzsche. Nella prima giornata che si è svolta all'Hotel Stella del Mare di Chiavari si è parlato di sacro e di creatività. Vediamo com'è andata.
Il rapporto tra creatività e crescita umana è stato al centro della prima relazione della Portofino Summer School of Philosophy all'Hotel Stella del Mare di Chiavari. Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi, bibliotecario della Santa Romana Chiesa, ha parlato del rapporto di Nietzsche con la modernità. Il filosofo spesso usa modi provocatori per veicolare alcuni concetti, come ad esempio il fatto che gli esseri umani sono tali in quanto esseri creativi. È un'affermazione molto provocatoria, perché lui si scaglia contro le persone che per nulla sono creative, che rifiutano la creatività. D'altro canto però è anche sbagliato essere, avere un'idea di creatività come se fosse qualcosa di eccentrico. A tutti i costi io devo fare il diverso dagli altri. La creatività, potremmo dire, è una questione di obbedienza. Uno sente nella propria mente, nel proprio cuore, qualcosa che deve dire anche di diverso dagli altri, qualcosa che sa che può disturbare gli altri, ma che disturba innanzitutto se stesso. La creatività nasce appunto, potremmo dire, da una forma di obbedienza interiore. La creatività come movimento interiore che spinge ad uscire dalla propria zona di comfort. In questo caso Nietzsche condanna chi decide di non esporre la novità che sta dentro ad ognuno. In questo senso la creatività può essere vista anche come un segno della non ripetizione di Dio quando plasma le creature. A questo si lega il concetto di eredità, che non deve essere una gabbia ma alla base di una spinta innovativa. Direi in questo tempo storico, ma anche in tutti i tempi storici. Se noi pensiamo alle grandi conquiste dell'umanità, come, non so, l'arrivo dell'uomo sulla Luna, è una cosa assolutamente moderna, contemporanea, ma sarebbe stato impensabile una cosa del genere senza le antiche matematiche egizie, greche, indiane, precolombiane e così via. Nella seconda relazione di giornata con il professor Stefano Bancalari, docente di filosofia della religione all'Università La Sapienza di Roma, si è analizzato il concetto del sacro. Il sacro non deve essere qualcosa di idolatrato e immutato, ma qualcosa che mette in discussione. Perché il concetto di sacro è un concetto che ci rimanda spesso ad una dimensione impersonale dell'esistenza. Un sacro può essere un oggetto, sacro può essere un rito, un idolo, può essere un divieto, può essere qualche cosa che è di fronte a noi e tutto sommato non ci mette davvero in questione. Quando io finisco per adorare un oggetto sacro, piuttosto che entrare in una dimensione comunicativa, per esempio con Dio, in qualche modo forse è necessario che riveda quello che sto facendo e proceda ad una operazione di desacralizzazione. Il cristianesimo in questo senso è molto impegnativo nel rifiutare qualsiasi possibilità di sacralizzare delle cose. Il rischio della sacralizzazione è quello di perdere autenticità. Io al termine sacralizzazione, in questo sono un po' allievo spirituale di un filosofo della religione molto importante che è Emmanuel Levinas, al termine sacralizzazione preferirei quello di santificazione. Faccio un esempio: nella nostra Costituzione italiana, dello Stato italiano, l'aggettivo, il concetto di sacro compare una volta sola, quando si dice che la difesa del territorio è sacro dovere del cittadino. Ecco, questa idea di difesa del territorio, di mettere un muro per proteggere, difendere qualche cosa dall'aggressione esterna, dal mio punto di vista è l'esatto opposto di quel che il cristianesimo, per esempio, ci invita a pensare. Adesso la seconda giornata della Portofino Summer School of Philosophy, che si è svolta in questo caso a Castello Brown, e si è riflettuto sui temi come l'identità e il rinominare gli esseri umani. Vediamo. Nietzsche non è conosciuto per la sua vicinanza al cristianesimo, ma la persona che emerge dai suoi scritti è quella di un uomo in ricerca di sensi e autenticità. Questo uno dei punti analizzati nella relazione Dare nome e dare forma, Nietzsche e le parole per rinominare l'uomo, che ha aperto la seconda giornata della Summer School of Philosophy a Castello Brown di Portofino. In qualche maniera non riusciamo, grazie a questa costrizione moralistica e doveristica, a percepire in tutta la sua portata la vita. Ma quello che secondo me è decisivo in Nietzsche è che egli ha acutamente avvertito il problema, che è il problema della sua esistenza personale, ma anche il problema ereditato dalla filosofia moderna, vale a dire una
divaricazione, una divisione tra la forma e la vita. Pur definendosi anticristiano, Nietzsche si pone problemi propriamente cristiani, nome e forma sono collegati con un doppio filo. Che rimane irriducibile nella nostra esperienza, che è quasi nonostante noi, che però viene a noi. E lui dice, sono le cose, è tutto l'essere che cerca la parola. È come se, me lo lasci dire con parole mie, non so se Nietzsche sarebbe d'accordo, però lo dico anche attraverso questa esperienza, è come se tutta la realtà attendesse la nostra attenzione, la nostra parola, per essere se stessa. Nella seconda delazione, l'identità in crisi, la crisi è uno stato, non un momento passeggero, una struttura costitutiva dell'umanità e del vivere se stessi. Della crisi non come un momento passeggero di quello che noi siamo, ma come una struttura costitutiva della nostra umanità e anche del nostro modo di vivere noi stessi, ci consente di ripensare costantemente noi stessi nelle nostre relazioni quotidiane con ciò che è altro da noi, con gli altri esseri umani, con Dio stesso, ma anche con noi stessi, di ripensare, dicevo, le nostre relazioni attraverso una continua autocomprensione di noi stessi, ossia attraverso un impegno a essere continuamente altro. Un concetto che può essere anche definito come l'essere domanda per se stessi, un'esperienza di destabilizzazione che può essere vissuta come opportunità. La criticità che in alcuni momenti soprattutto ci troviamo a vivere diviene la possibilità per esistere di più, per essere diversamente, per ritrovare l'identità che in fondo determiniamo costantemente e che non è mai una volta per sempre. Quindi un'opportunità di crescita, ma appunto di vita. La tragedia greca e il potere della letteratura invece sono stati al centro della quarta giornata della Portofino Summer School of Philosophy, questa volta al Teatrino Comunale di Portofino. Ascoltiamo. La letteratura può aprire alla conoscenza della realtà personale di ognuno e della realtà più ampia, come anche altri tipi di arte può dare altre versioni del mondo. Lo ha spiegato padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero dell'Educazione e della Cultura del Vaticano, nella prima relazione della penultima giornata della Summer School of Philosophy che si è svolta al Teatrino Comunale di Portofino. Citando Papa Francesco, spiega che è un modo di vedere le cose con cui si entra in contatto quotidianamente in una maniera diversa. C'è una espressione di Papa Francesco che mi ha profondamente colpito. Dice che la letteratura, come l'arte in generale, è capace di darci nuove versioni del mondo, cioè ci fa vedere le cose che vediamo ordinariamente, quotidianamente, in una maniera diversa, quindi ci fa capire che è possibile vivere in maniera diversa rispetto a quella superficialità che a volte ci costringe. Questo secondo me è il potere della letteratura. Letteratura e poesia raccontano altre esperienze di altre persone, non per questo significa che non possano dire qualcosa al lettore. Però leggendo l'esperienza di un altro, ascoltando, possiamo comprendere meglio noi stessi, come avviene in un dialogo tra persone. Nella seconda relazione il docente di filosofia all'Università Gregoriana di Roma, Andrea Cavallini, ha parlato della tragedia greca partendo dai significati delle parole ibris, ossia la presunzione umana, e nemesis, la punizione divina. Per gli antichi tragici questa era una vendetta divina, l'uomo presuntuoso viene punito da Dio. Oggi invece pensiamo più che la presunzione dell'uomo, il fatto di andare oltre i limiti possa portare delle conseguenze negative. Pensiamo a quanto possa essere, pericoloso o quantomeno discutibile superare i limiti, no? Superare i limiti della natura, superare i limiti a volte della vita, questo desiderio che va sempre oltre e che però rischia di portarci alla rovina. E oggi quindi siamo un po' in bilico fra questo, un desiderio positivo che ci spinge ad andare oltre, per esempio con la scienza e la tecnica, ma anche il timore di suscitare conseguenze negative che poi non sappiamo controllare. La volontà di andare oltre, il timore di causare conseguenze negative che non si possono controllare, un equilibrio difficile da gestire. Esatto,
accettare il limite e sapere quale limite è un limite che può essere superato e quale limite invece che custodisce la nostra vita. È tutto, Noi Chiesa ritorna tra 7 giorni e ritornerà anche la sua conduttrice Emanuela Castello. Per tutte le notizie e gli aggiornamenti su quello che accade nella diocesi di Chiavari ma non solo, potete comunque seguire i nostri telegiornali e il nostro sito teleradiopace.tv. Grazie e un buon fine settimana a tutti e a tutte.